Educare alla legalità significa diffondere un'autentica cultura dei valori civili. Non solo una premessa, ma una vera e propria azione culturale promossa dal Comune e dalla Coop Consumatori Nord-Est di Jesolo, che lo scorso 7 novembre hanno incontrato il fratello dell'attivista siciliano Peppino Impastato per una giornata dedicata alla comunicazione e alla sensibilizzazione dei giovani al senso delle regole e al rispetto per il prossimo. È una città che dà occasione di scambio di conoscenze, ecco, credo che non potrà mai mancare in una città come la nostra la capacità di testimoniare anche l'attenzione e soprattutto la prevenzione nei confronti di coloro che potrebbero e che possono sempre entrare in queste comunità per farne un motivo di vantaggio personale, per farne un motivo anche, perché no, di distruzione di una vita quotidiana che ogni persona merita di avere in libertà e in giustizia. Una giornata iniziata con la visione del docufilm La voce di Impastato del regista friulano Ivan Vadori presso l'Istituto Alberghiero Elena Cornaro di Jesolo e proseguita poi nel pomeriggio con la testimonianza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, durante la cerimonia di intitolazione del piazzale del supermercato Coop al giornalista. Perché legalità è un derivato di pratica quotidiana di valori assoluti come sono i valori della cooperazione, democrazia, responsabilità collettiva, e questo non può avvenire senza un rapporto fra le persone, quindi senza regole e senza legalità. A soli 15 anni Peppino Impastato decise di rompere con la famiglia, una famiglia di mafiosi, e di intraprendere una battaglia che nonostante il suo assassinio prosegue tutt'oggi grazie alla forza e al coraggio del fratello Giovanni. C'erano tantissimi ragazzi motivati, giovani studenti che erano curiosi, chiedevano, volevano sapere molte cose su Peppino. Il documentario possiamo dire che è molto interessante, è fatto bene, costruito bene, c'è una parte di fiction, infatti è un docufilm dove i ragazzi sono rimasti molto sorpresi in positivo. Attivista, giornalista, ma anche poeta. Peppino Impastato utilizzò l'arte e quella particolare ironia che lo caratterizzava per radicare saldamente nelle coscienze e nelle culture di tantissimi giovani di allora e di oggi un'azione di lotta che non si fermerà di fronte a nulla. L'abbiamo portata avanti come prima cosa con la scelta di mia madre, che ha deciso di aprire le sue porte, la porta di casa, dove non è soltanto un museo ma è anche un luogo di memoria, di impegno, di incontri, perché lì è sede pure della nostra associazione. Diciamo che ha contribuito tantissimo a sviluppare sempre di più una cultura della legalità.